La 33esima edizione della Sagra del Pistacchio di Bronte mira ancora una volta a distinguersi nell'ambito delle eccellenze con il pistacchio verde di Bronte DOP, il pistacchio più buono al mondo. Siamo col sindaco Pino Firrarello. La città si trasforma nella vetrina privilegiata del pistacchio verde di Bronte DOP. Cosa aspettarsi da questa edizione? Che ci sia un ulteriore rilancio. L'anno scorso abbiamo detto che la sagra è mondiale, perché ci sono stati i giapponesi, i cinesi, gli Stati Uniti, la Francia, la Germania. Visto che abbiamo occupato il mondo, chissà, può darsi che andiamo sulla Luna. Siamo con l'onorevole Giuseppe Castiglione. Il riconoscimento della DOP per il pistacchio più buono al mondo ha certamente valorizzato il prodotto. Ma sicuramente quella è stata la grande svolta che ha segnato la valorizzazione del nostro prodotto. Il pistacchio è legato al territorio, è legato ai produttori, è legato all'esperienza familiare, ma non c'è dubbio che il salto di qualità è avvenuto con la denominazione di origine protetta, la nascita del consorzio Eudela, a cui diciamo un grande grazie per aver voluto valorizzare il nostro prodotto e soprattutto averlo portato sui mercati nazionali e internazionali. Oggi una giornata di festa, una giornata per conoscere il territorio, non è solo il pistacchio, è il cuore di un territorio che si promuove. E allora un grazie ai produttori, un grazie a coloro che ogni giorno lavorano, faticano e fanno sì che questo prodotto possa avere una maggiore riconoscibilità, una maggiore distintività e soprattutto possa essere sempre più apprezzato dai mercati nazionali e internazionali. Siamo con Angelica Prestianni, assessore agli eventi. Il pistacchio di Bronte è un prodotto di eccellenza, la sua sagra deve rispettare questo grande valore. Cosa viene proposto quest'anno? Quest'anno vengono proposte sempre quasi le stesse cose, non possiamo dire che c'è stata un'innovazione, l'unica innovazione è che sul Corso Umberto ci sarà solo pistacchio di Bronte e sempre sul Piazza Ospedaliere, come è stato l'anno scorso, ci sarà il pistacchio DOP. È una sagra curata a 360 gradi anche con vari spettacoli e spazi per i bambini. Noi abbiamo curato innanzitutto per i bambini, perché è giusto che facciamo uno spazio per i bambini per dare un poco di animazione, anche un pochino i genitori poter fare rivivere un pochino di tranquillità, perché i bambini sappiamo che sono dei bambini che hanno bisogno di poter avere uno svago e un divertimento. Una cosa importante, abbiamo il food, è giusto che abbiamo la zona food, la zona dei tipici e lungo i Corso Umberto i prodotti col pistacchio, che è il pistacchio di Bronte.